Cerimonie ufficiali, manifestazioni e cortei oggi per ricordare la strage di Capaci in cui 27 anni fa morirono Falcone, la moglie e 3 uomini della scorta. A Palermo gli studenti della nave della legalità. Il messaggio di Mattarella: la Repubblica si inchina alle vittime, quel sacrificio motore di riscossa civile. Conte: il nostro obiettivo è fare terra bruciata alla mafia. Rinviato dopo il voto il decreto sicurezza, si apre un fronte sull'abuso d'ufficio. Di Maio: a Salvini è assurdo cancellarlo, avanti con serietà, l'opposizione bloccano l'Italia. Senza un accordo sulla Brexit, decisa 3 anni fa, il Regno Unito oggi al voto per le europee. La Premier May, sempre più isolata, potrebbe dimettersi domani, seggi aperti anche in Olanda. Ancora un episodio di bullismo a scuola, la vittima un 15enne aggredito da un compagno che gli avrebbe sbattuto con violenza la testa sul banco, ora rischia di perdere un occhio. Buongiorno dal TG3. 27 anni fa la strage di Capaci in cui furono uccisi il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti di scorta.